E rientriamo in studio. Come detto, il patriarca Moraglia lancia un monito ai politici e dice devono raccogliere tutta l'amarezza per una Venezia in ginocchio. Noi siamo preoccupati perché la gente incomincia a essere disperata, ecco, ogni anno doversi trovare nella condizione di ripetere gli stessi gesti per salvaguardare delle attività. Quindi si tratta di famiglie, si tratta di piccole aziende molte volte che cercano di vivere. In questo momento io non voglio accusare nessuno, voglio far presente un'amarezza, una sofferenza, un disagio, e io spero che i politici lo raccolgano come un atto forte, forte di richiesta, questo sì. Guardando con speranza al futuro, chiedendo però di non ripetere gli errori del passato, questo certamente. E lei cosa dice in questi giorni ai suoi fedeli disperati? Quali parole di conforto usa? Ma guardi, in queste circostanze ho già vissuto altre vicende del genere, quello che più conta è la vicinanza del vescovo. Io ho camminato per ore nell'acqua alta e ho voluto camminare certe volte da solo visitando alcune zone, altre volte col sindaco, per dire alla gente con questa presenza non siete soli. Ecco, perché il messaggio che io vorrei che passasse ai nostri veneziani è chi in qualche modo ha una responsabilità pubblica in ambito ecclesiale o civile non vi lascia soli, è presente, viene a visitarvi nel momento della difficoltà. E con queste parole noi chiudiamo, però vi ricordiamo la programmazione di questa sera, perché infatti a Focus il tema è autonomia nella tempesta. Sarà in diretta da Villafranca Padovana con il nostro direttore Luigi Bacialli. Discuteranno di autonomia e maltempo. Maurizio Conte, Paolo Feltrin, Renato Mason e Eugenio Benettazzo dalle 21:15 sempre su Rete Veneta. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.